Un'altra protesta desa sanidade nugoresa che speleande che in sa mancanza di personale dunque non può garantire a suoi utenti un servizio adeguato. Sordipendente desa ASL de Nugoro sun falaus in pratta, questo manzano pro protestare contro sa mancanza di risposta desa ATS a sa richiesta de personale. Casa mancanza in uno scanto reparto desispidale nugoresu oramai non si può più vaiulare. Belle kentus o straballadores che hanno manifestato indennanti desa sede desa ASL de Nugoro ghiaoso deso rappresentante sindacale de CGL, CISL, UIL, Nursin de Ersu, che hanno ammentato lo spunto di un'avvertenza che oramai sta andando addennanti da un anno. In marzo, difatti, si viti interveni a Perisa prefettura de Nugoro per tornare a cosas in bono. So sindacauso, sottolinea che in questa occasione il direttore generale des ATS, Fulvio Moirano, ha appiccato accordo per dare risposte impresse a sa mancanza di personale. Promissas che ha convinto so sindacausa che cancellare si sciopero generale, ma daitando sa situazione a si chiù a peggiorare che in conseguenza grave prosos pazientese e sordipendentese, costrintos a turno massacrantese. A postir di un'ora questo manzano sa protesta si che stramudata sa prefettura prosinzalare a su prefetto sa situazione desa sanidade nugoresa. In Sardia scolada sa TS che hanno inteso desa protesta t'assicurau che ha mantenere sus impinno spiccaus in marto e chi non bessa volontà di indebilitare sa sanidade nugoresa. Ma so sindacaur de categoria come una rodaus e questa volta se non arriba una risposta concreta hanno a proclamare si sciopero generale di su comparto. Sos carabinieri desa compagnia de Siniscola, diretta da su capitano Andrea Leacchi, in accabu di uno scanto scontrollo per contrastare sos allaccios abusivos a sa rete elettrica e idrica, hanno denunziato in stato di libertà de 3 persone residenti in sa villa baroniesa prosure atto de vura gravada. A postisi de sos controllo fattos de sos carabinieri de stazione de Siniscola è risultato che 3 cittadinos o chindomos in su coro de sa villa si sono allacciato a maniera abusiva a sa rete idrica de Abanoa non pacande su tanto de abba cussumia. A postisi de sos controllos tecnicos e de sos documentos sos carabinieri hanno sinzalaus a 3 persone a sa autoridade giudiziaria. Una società che traballa in su settore alimentare in su Sulcis è stata accusata di evasione fiscale. Sorfinanzieri di su comando provinciale de Castello, in sintesi di un'ispezione contabile, hanno scoperto che l'azienda che in sede in Iglesias non avversava a su fisco balanzo sopra 153.000 euro, evadendo esiva pro atteror bindichimizza. Sorfinanzieri, facendo esas indagines, hanno scoperto che la ditta è un evasore totale pros annualità computata. In prusu, sorfinanzieri, esaminando esa documentazione, hanno visto che non vivi su piano contabile. Sa ditta, no ende declarava a su fisco sorbalanzoso, l'ana sinzalada a sas autoridades giudiziarias. Sa CGL si chita apprettare prosa finanziaria regionale 2018 mescamente prosas politica de su traballo in una regione che è spattindesa a disoccupazione. E mancare uno scantos parametros economico sia a mezzoraoso denunziata sa CGL su tanto desor disoccupaoso a barra tartu e ha bisogno di interventos strutturaos e appositos. Un convincimento che sa CGL ha tornato a ripetere questo manzano pure in sintesi di una dobi in Saviera che ha riunito belle mille delegaur da tutta sa Sardegna. Su segretario regionale Michele Carrus ha pedito a sa giunta regionale di istituire un piano straordinario pro su traballo che può piccare dinare da un fondo regionale dedicato che dia a dinare a sos comunes provacere operas o servizios a tempus e può funzionare in a maniera diretta promedio de una unidade de missione in sa presidenza desa giunta. 500 milioni di euro in sa finanziaria 2018 pro su segretario Carlo si di empoderare a su manco 8.000 posti de traballo nuovos a su manco prosesi 8 mesi a sanno si chios appustisi da esunaspi pro su che per tocca su dinare di appoderessire a campo da esa rimodulazione des orfundos che non sono impinnaoso o che sono abbarraoso in una scantar misurasa che non sono stata de profetto. In prusu a terudinare prosa CGL si può recuperare da esaumento desa aliquota de SIRPEF che si è aggiunta a deciso de non toccare. Su segretario Carlos a andare iovi in commissione consigliare bilancio uve a presentare su piano prosu traballo a maniao da esu sindacau.
A dispetto di suo traballo umano fatto in questo mese, se sa pallacanestro Nugoro non resistita a vincere. Sapado che in su basket 2,6 chi Coral Alghero ha perduto in su punteggio da 69 a 61. Sirvones allenato da Maurizio Polidori barrano ultimo in sa classifica di su girone B di su campionato de Serie D. Sa partita che si zirbiende vi valida prosa 7 giornate di su campionato regionale. A fare resa differenza in una gara equilibrata sti stauso Salighere su Bonalume, menzur marcatore che in 26 punti è Cesaraccio che de punto andrà senza 22. Su menzur marcatore de Sirvone sti stau Cekovic che in 3 puntos si chiude esizia che in 2. Sa pallacanestro Nugoro in questa prima giornata ha mostrato mezz'ora ormanno che hanno essere di sicuro de profetto in sintesi di su campionato. Sa società ha fatto si sepero di annuare sa formazione della ponere in mano a un allenatore d'esperienza a livello nazionale e internazionale. Tocca a des pazienza. So spunto non sono uguale al ribaso ma si squadra che deve fare cregare l'umeda de camino e su tempus pro mezz'orare ialata. A cominciare da esa partita inveniente che a taesse sappado a sa 6 mese 0 in sa palestra Conic in su mini basket Porto Turre.